Che cosa fare se i vostri compagni di classe non riescono a smettere di dire 6-7? Esatto, il tutorial completo di come gestire quei compagni di classe un pochettino spocchiosi, un pochettino poco simpatici. Allora, Innanzitutto, la cosa numero uno che dovete fare è far capire chi comanda dentro la stanza. Quindi vi dovete alzare. È impossibile che voi riuscite a opporvi a queste persone stando seduti. Quindi vi dovete alzare e far capire la dominanza. Vai dalla persona seduta, ok? Ce l'hai qua davanti. Persona seduta da dietro, un po' silenziosamente. E prendi una bottiglietta d'acqua, perché idratarsi è importante. E inizi a versare leggermente un po' di acqua sulla testa di questa persona. Al che questa persona, che è lobotomizzata e quindi fa fatica comunque a ragionare, però se gli dai un piccolo input tipo dell'acqua in testa, allora questa persona inizia a ragionare. Questa persona inizia a fare: ma cosa è successo? 6-7, cosa è successo? 6-7. Mentre si gira la testa verso destra, tu gliela rimandi verso sinistra con uno degli schiaffi più proprio PAM! Belli poderosi dall'altra parte, che la testa gira così. E ti posso garantire che la parola 6-7 uscirà dalla sua testa. Anzi, ti dirò di più, per testare, vai dall'altra parte del banco, ti metti davanti, inizi a fare così e vedi che cosa dice. Vi garantisco che non dirà 6-7. Potresti finire in presidenza per una cosa del genere, ma è parte del processo. Ed è parte del movimento anti-bambini lobotomizzati che vivono con i trend di TikTok.